Capite, se le calzature della Riviera del Brenta invece che essere un made in Italy, un made in Veneto, non venderebbero quanto vendono come made in Italy. Secondo me è un ribaltamento della questione. Intanto l'idea che le identità si conciliano è anche bella da sentire. Il problema non è tanto che l'identità veneta soffoca quella italiana, è che è stato fatto fin adesso esattamente il contrario, che sembra che ci sia solo quella italiana e non quelle altre, e mi pare che sia una operazione fatta ad arte appunto per eclissare tutto quello che non è il tricolore. Poi per quanto riguarda il Made in Italy, i federalisti che hanno partecipato, parlare, sì, poi magari poi per quanto riguarda il Made in Italy, allora ci sono due considerazioni da fare. La prima è che è la scarpa buona che si fa in Riviera del Brenta che fa diventare buono il Made in Italy e non viceversa, perché in Burundi, dove non riescono a fare le scarpe, non nascerà mai un Made in Burundi apprezzato, cioè sono i prodotti fatti dalla gente che fanno diventare buono il marchio. Scusami un momento, cerchiamo di capire, il ragionamento di Ruzzante è questo: dobbiamo avere una certa dimensione per riuscire ad imporci anche nei mercati internazionali. Questo è il ragionamento. Allora, facciamo un esempio. Nokia, Finlandia, 5 milioni di abitanti, ha il 40% del mercato, 50% del mercato dei telefonini, sono 5 milioni di abitanti, in mezzo al giasso, quindi non c'entra niente, però loro sono bravi a fare i telefonini, quindi il fatto di abitare in un paese di 1 miliardo di abitanti e mezzo, fino a 50 anni fa, non garantiva alla Cina di avere la pole position nei mercati internazionali, quindi voglio dire, non c'entra niente. Poi c'è un'altra questione, noi stiamo confondendo Dante, Petrarca, Galileo, Leonardo, Michelangelo, tutti prodotti della geografia italica e non della politica italica, con i risultati politici dell'amministrazione pubblica italiana dal 1861 in poi, peggiorati nel corso degli anni. Questo è il peggiore di tutti. Adesso i numeri annoiano. La spesa pubblica italiana è di 800 miliardi di euro. 800 miliardi, il PIL è aumentata ultimamente. Siamo sugli 800 miliardi di euro. Ma è aumentata negli ultimi anni. Sì, è aumentata anche negli anni vostri, è aumentata sempre. No. Sì, va bene, è aumentata sempre la spesa pubblica italiana. Allora, 800 miliardi di euro, 730 vengono finanziati con le tasse e 70 con l'indebitamento. Il debito pubblico ormai è a 2.000 miliardi di euro. Come faccio un piccolo inciso, scusatemi, secondo Lorenzo Del Boca l'inizio del debito pubblico italiano sono le guerre di indipendenza. Sì, allora, lì che si accumula il debito pubblico italiano. È totalmente sbagliata. Il debito pubblico italiano è rimasto a livelli buoni e tollerabili fino agli anni 60-70, dopodiché è esploso con le brevi pensioni, con la politica dissennata del partito. Bisogna dire quello che è. Con il costo delle regioni. Basta. Anche con il costo del voglio dire, la qualità della spesa pubblica non garantisce servizi, i soldi vengono spesi, per esempio, per gestire i rifiuti di Napoli, vengono spesi molti più soldi che gestire i rifiuti del Veneto, però i rifiuti del Veneto vengono smaltiti, i rifiuti di Napoli rimangono in loco, dove così i rifiuti del Veneto vanno al sud, la informo, perché una parte dei rifiuti del Veneto, l'ha confermato il Presidente Zaia, una parte dei rifiuti del Veneto vanno li mettiamo poi nelle strade di Napoli. Una parte in Puglia e una parte vanno sto parlando di Napoli che non è in Puglia, sto parlando di Napoli. Siccome lei ha detto che i rifiuti del Veneto ce li gettiamo, perché una parte dei rifiuti del Veneto vanno in Puglia e una parte vanno in Germania, se lo vuole sapere. Esatto. Ed è in grado chiunque di confermarlo. Sì, ma allora non stiamo il Veneto, la provincia di Treviso in particolare. non impone a nessuno di prendere i propri rifiuti perché non abbiamo vassallaggi. Il Veneto, quando esporta 1 chilo di rifiuti, paga il corrispettivo che l'azienda richiede, punto. È un commercio. Un attimo solo, fatemi